Allora si buttavano i fascini, si va a buttare la voce, buttavano i fascini in da rotta. Questa scena libera, una libera. E già andavo a cucina, mi stavo guardando. Se mi ha capito, quando guardavo. Allora stavo andando a cucina, allora mi sapeva che lui si prende così. Facevo così, ma non mi si prende. Ma che c'è un chilo che mi portavano i fascini. Vedi là, questa musica mi aveva già là. La tavola, non sapeva cosa, cioè ti sembra buttare la città, venite, ma che puoi trovare, che tu trovavi sotto il funace, e se non fuori. Ma era libero però, perché lui sapeva che si fuggava, e dice perché, poi puntate a concentrare, palazzava, non è che ne chiamò, c'è uscito un serpo, io non vedevo che lui, perché loro cazzavano per spezzare, era proprio quello, non era tanto lungo, però era libero. E nato facevo quello, tu che la più scoprire, al significato più. Se ne avevo 15 anni, avete la morte, se c'è tanto che si passi, e c'è la vita. E ho detto molto che immediatamente ho detto a buffata, ho salvato però perché ho stato pronto su questo ospedale. E stai a Napoli, ho detto quando stai, se lo hai